Tiratelo. Scusate, piano con gli altri. Mercoledì 22 aprile 2020, 13:10. Nel pieno dell'emergenza sanitaria, ecco il plastico del nuovo Policlinico Universitario di Padova. 5 secoli di storia, una sanità e un livello di ricerca d'eccellenza emerso in tutta la sua capacità nella lotta al coronavirus, aprono una nuova pagina. 2027, questa è la data, il progetto sarà completo. 2 ospedali, 900 posti ciascuno, uno nuovo a Padova Est, l'altro in via Giustiniani. Regione, Comune, Provincia di Padova, Università e azienda ospedaliera firmano l'accordo di programma, frutto di unità di intenti delle istituzioni e di lavoro corale. Se si gioca in squadra tirando tutti dalla stessa parte si arrivano a questi risultati. Stiamo parlando di 2 ospedali da 900 posti letto, via Giustiniani, che sarà l'ospedale della città, molto smart, molto figo, perché vedrete poi cosa verrà fuori. Padova Est, il Policlinico Universitario di standing internazionale, dove ovviamente l'università cura in maniera top e ricerca. Non solo un ospedale, riconoscimento per l'Accademia Scientifica Padovana, un progetto che riguarda tutta la città. Qui non si riqualifica, si fa solo un intervento per un ospedale da 900 posti letto al massimo, ma si fa un progetto di rigenerazione urbana dove si tornano a portare in evidenza quelli che sono gli elementi della storicità della città, il Parco delle Mura. Con lui il sindaco della città che, come l'amministrazione precedente, ha lavorato per arrivare a questo giorno. Possiamo vedere l'ospedale della mamma, del bambino, nuovo pronto soccorso, l'attuale policlinico, parcheggi interrati, è completamente rivoluzionato. Se vedete anche il Parco delle Mura, vedete gli alberi, la Regione si è accolato il costo del Parco delle Mura, 50 milioni di euro. Un nuovo ospedale, una nuova medicina. Non sarà più la medicina che abbiamo conosciuto fino adesso, ma sarà una nuova medicina che probabilmente farà tesoro anche delle esperienze di questi ultimi giorni. La domanda è adesso quando sarà pronto sul serio. Il rischio maggiore è uno, la burocrazia. Se si vuole con le scartoffie lo possiamo fare anche noi in ospedale velocemente. Fate in modo di farci lavorare come una mentalità da privati rispettando le regole. Guardate, noi abbiamo scritto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, abbiamo coinvolto tutti su sta partita.